Questa penso sia una trasmissione importante per far capire ai bambini che la prepotenza si può eliminare, si può affrontare, si può, come si può dire, sconfiggere. Martina no, non ricominciamo come l'altro giorno, per carità, l'altra settimana è andata bene e diciamola bene stavolta, Martina Boldarin. Perfetto. Martina Boldarin. Buongiorno Bruno. Ciao. E Max Bazzana, che sono gli attori sono anche i miei tutori, perché se non ci sono loro come faccio io a fare questa... Stiamo per diventare dei badanti praticamente. Sì. Ma quelli che sono importanti sono i nostri bambini, e per sostenerli sono importanti i nostri amici sponsor, i nostri amici sponsor, Ca del Poggio dove il Prosecco incontra il mare, i bibanesi che a tavola fanno sempre bene e il mio amico Andrea Valdemarca che ha l'azienda Il Ferro Battuto e fa dei... Ti avevo detto che ti portavo il ferro battuto. Ma Bruno non mi hai ancora portato. No, ti porto la prossima settimana. Ma sai perché? Perché voleva venire anche lui. No, ma lui non viene, abbiamo già detto che lui non viene. Se non viene andiamo al Ferro Battuto. A me portami alla fabbrica dei bibanesi e io mi butto dentro e mi va bene star là. Mangio bibanesi a gogo. Va bene, ti facciamo anche lavorare, però sto anche acquisendo una fabbrica di cioccolata e poi lì... allora qui... Lì portiamo... Diventa dura. Portiamo le bimbe. Portiamo le bimbe. Bene, allora, che si dice? Parliamo del tema della giornata che è appunto il bullismo e il cyberbullismo. Io e Martina come associazione Artivarti siamo da tanto tempo coinvolti in questo, anche perché ci è stato chiesto anni fa di fare uno spettacolo ad hoc sul tema del bullismo. Dove si trova ad hoc? Si trova in Lombardia? No, in Francia, ad hoc, la lingua ecco, ad hoc. Vabbè, insomma. Detto ciò, mi fai confusione, già faccio fatica, insomma, guarda come sono messo, cattivone. Stavo pensando, ma che esista ad hoc davvero? Può darsi, non lo so, esiste di tutto. La compagnia ad hoc. Che sono i nostri colleghi, ma andiamo avanti. Allora, dicevamo, il bullismo è una cosa che, ahimè, è un po' sempre esistita e continua ad esserci. E a volte sembra essere un meccanismo che non si riesce a sconfiggere, ma in realtà si può. Una cosa importante che diciamo sempre è che il bullismo non è lo scherzo che un amico può fare a scuola o a casa o fuori casa. In realtà il bullismo ha un meccanismo ben preciso e ha dei protagonisti molto ben definiti. Allora, prima di tutto ci vuole un bullo. E qui ce l'abbiamo. Sono io, il bullo, ok? Esatto. Poi ci vuole una vittima. E sono io. Ok. E poi, terza cosa che tutti non hanno ben chiaro è che ci vuole il cosiddetto branco. E il branco non è e non sono solo i bambini, le persone che insieme al bullo agiscono in maniera cattiva o comunque in maniera non corretta nei confronti della vittima, ma il branco sono anche tutte le persone, i bambini, i compagni che vedono e non fanno nulla. Anche chi sta seduto al banco e vede che succede un sopruso, Bruno adesso non ha fatto niente e lui fa parte del branco. Ecco, questa cosa qua... Ecco, è vero, non ci avevo pensato. Esatto. E questa Poverino. Esatto. E questa cosa qua, ovviamente perpetrata per tempo, crea dei disagi e se nessuno ne parla, questa cosa continua e la vittima sta tanto male. Però, basta che il bullo sicuramente no, ma uno del branco o la vittima parli con un grande o una persona di fiducia, che questa bolla, noi abbiamo bulli di sapone, questa bolla di sapone che è questo meccanismo del bullismo scoppia e davvero
si riesce a risolvere, ovviamente presa per tempo e con le dovute maniere, però basta parlarne, non con tutti, con la persona di fiducia, con un grande, è davvero, sembra una cosa che non si riesce a fare, ma è possibile e si risolve davvero tutto. E Bulli di Sapone perché è proprio lo spettacolo che noi come Artivarti abbiamo creato per parlare di questo argomento importante e per comunicare non solo con i ragazzi ma anche con i bambini, perché i progetti di prevenzione partono dalla quarta elementare, quindi insomma stiamo parlando sempre di prevenire il fenomeno in qualche maniera. E non dimenticate che il bullo è un debole, in fondo è un debole, che dietro la sua debolezza si nasconde con la prepotenza, però è un debole e forse è più da aiutare lui. Sì, esatto, molto spesso si dice che tra vittima e bullo c'è una sorta di rispecchiamento. Il bullo è colui che vede nella vittima qualcosa di sé, siccome non lo accetta, e essendo magari molto spesso un meccanismo che nasce nella tenera età o comunque in fase di quando si è piccoli, insomma, perché poi diventa qualcos'altro quando si è grandi, l'unica cosa da fare è allontanarlo in maniera violenta, no? Però effettivamente è una debolezza interna del Io bullo. per esempio da bambino subivo un bullo. Io ero alto già. Nel caso tuo facevano bene. Ma che facevamo bene? Io ero un bambino alto, un bambino già alle elementari ero più alto degli altri e probabilmente un altro ragazzino più piccolo invidiava la mia altezza, ma io ero magro, ero anche un buono, allora se si vuole, un po' più buono di adesso. E questo cercava di bullizzarmi e alla fine io l'ho comunque subito, poi siamo diventati più amici che mai. Bene, allora Bruno sono 10 euro per la terapia e io direi a questo punto Bruno di mandare il video del trailer del nostro spettacolo, così incuriosiamo un po' visto che sta girando tanto in questi anni. Mi sembra che siamo nei tempi avanti col video. Vado in un paese che si chiama Paese dei Balocchi, dove non ci sono le regole e si passano le giornate divertendosi e baloccandosi dalla mattina alla sera. Poi la sera si va a dormire e il giorno dopo si ricomincia tutto da capo. Aveva due occhioni grandi, neri, che quando ti guardavano ti entravano dentro, ti penetravano, scendevano giù lungo l'esofago. Io ero un capetto. Tale fonte di potere era la scellitera. Erano scherzi, Noi ci divertivamo. Lei non so. In passato ero giudicata e bersagliata dai miei compagni di classe con le risatine dietro le spalle, dai genitori dei miei amici che dicevano ai loro figli di starne alla larga, dagli adulti che mi guardavano e scuotevano la testa non appena portavo lo sguardo. E adesso guardatevi i nostri amici, coloro che sostengono questa trasmissione, che è importante, e sono molto sensibili. Guardateveli.
E adesso ragazzi, so che c'è qualcosa di interessante, ma lo voglio sentire da te, Max. Allora, vogliamo dedicare ai bimbi una filastrocca antibullo, però è meglio che la legga Martina, che ha una voce molto più delicata e importante. Bene. Filastrocca antibullo. Se in classe c'è un tipo che pensa di sé, di essere di tutti il più bello che c'è, ti do la ricetta che capire gli fa di essere soltanto un qua. Nessuno è il migliore, nessuno è perfetto, ognuno possiede almeno un difetto e se credi che sei il più tutto del mondo, tu sappi che sei solo un cocoricondo. Se pensi che tremo per la tua minaccia, che quando mi incontri mi spacchi la faccia, ti sbagli, perché io di amici ne ho 20 che mi aiuteranno con le unghie e coi denti. E se ti avvicini, li convoco al volo. Noi siamo un bel gruppo, tu invece sei solo. Se pensi di farmi una grande paura, perché se mi guardi fai la faccia scura, io alla maestra glielo vado a dire e lei saprà bene come intervenire. Così tu, leone, diventi una quaglia, un muto asinello che nemmeno raglia. Perché la morale del bullo è una sola. Fai il gallo, ma è un pollo che ha ali e non vola. Perciò cambia tono se parli con me, esigo rispetto, non crederti un re. Bene, bravissima, bravissima. E dobbiamo tenere presente che il gallo non fa le uova. Giusto? Teniamolo presente. Non so cosa c'entri, Ma teniamolo presente. teniamolo presente. Si sa mai. Questa era una filastrocca, è giusto citare l'autore, di Alberto Pellai. E così, se ve la recitate ogni tanto e la riascoltate, vi date la grinta per affrontare eventualmente il bullo che può essere, che abbiate nei dintorni. Fra l'altro dopo, vogliamo dire, faremo un piccolo test per capire come... Se siete dei bullici trulli oppure no. Esatto, vedremo tra me e Bruno chi è il bullo, chi è più citrullo, chi è più citrullo. E visto che ormai... Io sono andato a scuola, No, non si direbbe. No, scherzo. di citrullo dico. Scuola Sì, di sì, Citrullo. sì. Ok. È lì che ci siamo incontrati poi. Alla tra l'altro. terza, alla terza Sì, anno, perché al lo terzo anno. ripetevo. Sì, È stato ecco. bocciato, quindi lo ripetevo. Niente, allora un'altra cosa importante, perché un'altra tematica, visto che parliamo di bullismo, invece è il cyberbullismo, che funziona, ha, come dire, le stesse particolarità del bullismo, ma ovviamente passa, lo dice la parola stessa, attraverso il mondo cyber, il mondo virtuale. La grande differenza è che nel momento in cui qualcosa va in rete... Il cyber è un wafer? Cyber? È un wafer, è un biscotto? Un biscotto cyber. No? Cyber è una parola per dire... Ma io c'ero ancora, quando tu hai fatto la quarta non c'ero più. Per quello... Sempre di Citrulli. Sì, Citrulli. No, io sono ribocciato, tu sei andato avanti. Ecco perché mi sembrava che il cyber fosse un biscotto. Sì. Dicevamo allora che il cyberbullismo è come il bullismo, solo che la grossa differenza appunto è che passa tutto attraverso il web e la virtualità, il che significa che la platea, il cosiddetto branco, diventa enorme e purtroppo quando una cosa finisce in rete è difficile cancellarla. Ed essendo appunto una platea molto vasta, il riverbero della cosa negativa che viene fatta o detta assume delle proporzioni insomma esagerate. E riguardo a questo anche Artivartist ha messo in prova proprio in questo periodo uno spettacolo che parla di cyberbullismo, ma ora volevamo farvi vedere un piccolo video, un piccolo spezzone di un video che comunque trovate su YouTube che si chiama Il Prepotente, che parla di bullismo e che è stato fatto durante il lockdown, sempre quindi nel periodo di chiusura, per appunto un progetto sul bullismo da portare avanti nonostante la chiusura delle scuole, che fa parte proprio di un kit fatto dal comune di Trieste insieme ai servizi sociali e un sacco di altri enti, proprio sempre per la sensibilizzazione al tema. Allora guardiamo lo spezzone. Guardiamolo. Oggi è partito.
Ebbene, allora, bellissimo, fantastico. Chi l'ha fatto? Chi c'è? Chi era l'attore? Devo dire che è stato Max che appunto durante il lockdown si è messo lì, ha studiato, Ma era lui? ha Era lui? sperimentato. C'ero anch'io, C'era anche lui. con i mezzi di fortuna che avevamo a casa. Fortuna. Pure tu? C'era. C'ero io, poi c'era Elisa, la nostra collega. Insomma. Era Luna Guinzaglio. Sì, Della sì, Lisa sì, specialmente, assolutamente sì. Dell'Elisa bisogna sempre parlare, sì. Sì. E allora, visto che abbiamo parlato dell'Elisa, di Max e di Martina, andiamo a vedere gli sponsor che cosa stanno facendo. Avranno messo in moto le loro macchine, penso. Siamo rientrati e adesso avevamo promesso di fare un test, il test per capire un gioco test. Potete farlo anche voi, adesso lo faremo. Martina ce lo propone e vediamo tra me e Bruno chi è Il bullo citrullo. il bullo citrullo. Pronti? Pronti? Pronto Bruno? Pronto, Presente. presente. Allora, oggi Paola per la prima volta si è presentata a scuola con l'apparecchio per i denti. Quando Peter la vede, scoppia a ridere e comincia a chiamarla Denti in gabbia. Tu che cosa fai? A. Denti in gabbia è proprio il nome giusto per una che ha l'apparecchio. B. Ma scusami, guarda che bella che è con quell'apparecchio. È simpaticissima. Perché? Poi cosa devo dire? Devi dirgli di smetterla. Lui? Tu a lui devi dirgli A di lui? smetterla. No, ma io lo prendo. No, non lo prendo. Gli dico proprio smettila. Smettila di fare quello che stai facendo. Quello è bullismo. C. Allora cambio, allora non rido, però dove c'era ho paura di Peter, quindi non faccio niente anche se so che questa cosa è sbagliata, però ho tanta paura. D. Io non ho paura di Peter. Vado dalla maestra e glielo dico. Così la farà finita. Allora, vediamo un po'. Voi che cosa avete risposto? Se avete risposto che dite a Peter di smetterla, quindi la risposta C, oppure andate dalla maestra, siete davvero degli amici. Se avete risposto B, cioè col pensiero di non stai facendo nulla di concreto, però pensi che sì, è sbagliato, ma non siete proprio degli amici veri, perché non state facendo un'azione. Se invece avete risposto come la risposta A, quindi siete stati cattivi, avete preso in giro, eccetera, siete come Peter e allora dovete correre a guardarvi allo specchio. E la domanda è, siete sicuri di essere così perfetti? Ma. Bene, penso che siamo giunti ormai al termine, insomma, di questo appuntamento, abbiamo anche parlato tanto. Se avete domande, dubbi, scriveteci, ricordiamo i nostri indirizzi che sono a un metro da voi, @gmail.com e info@venetoglobe.com. e noi siamo qua per rispondere. Segnalateci se avete qualche cosa, se è successo qualcosa, che ne parliamo molto volentieri. Allora io vorrei dire due parole sul bullismo. Ragazzi, non abbiate paura, difendetevi, ma difendetevi con l'intelligenza, con la zucca. Pensate quello che ho detto prima, che dall'altra parte avete un debole e magari lo potete aiutare, e se riuscite a capire che avete il modo per aiutarlo, magari quello non bullizza più.
Non è facile, però bisogna fare questo, è l'unico modo per riuscire a sconfiggerlo. Ecco, anche oggi a me è piaciuto. È piaciuta questa trasmissione, sono contento di fare qualcosa per i bambini. Vi ringrazio Grazie Max, a te, grazie ringrazio a Veneto Martina, Globe. ringraziamo Veneto Globe che ci dà questa opportunità e i nostri sponsor sostenitori. Ciao bambini, ciao adulti. Ciao. Ciao, ciao, alla prossima.